Ponte Pietra, conosciuto in età romana come Ponte Marmorius, è il più antico monumento romano di Verona e decisamente anche uno dei più suggestivi. Venne costruito intorno al I secolo a.C. per sostituire un vecchio ponte in legno che permetteva la risalita al colle antistante in corrispondenza di un antico guado sul fiume Adige. Nella sua travagliata vita bimillenaria, fatta di inondazioni devastanti e crolli rovinosi, Ponte Pietra è stato ristrutturato e ricostruito varie volte. Attualmente, delle sue 5 arcate, solo le 2 a sinistra, in pietra bianca, risalgono all'epoca romana. L'ultima arcata sulla destra, infatti, è frutto di un rifacimento medievale, mentre l'arcata centrale e quella successiva, entrambe in mattoni, appartengono ad una ricostruzione del 1520. All'inizio del 1300, per volontà di Alberto I della Scala, il ponte fu arricchito alla sua testa della caratteristica torre difensiva, ancora oggi ben presente ed ornata da un arco in pietra sormontato da un enorme stemma degli Scaligeri, la famiglia signora della città. Anche Ponte Pietra, come gli altri 7 ponti storici di Verona, fu fatto esplodere il 24 aprile 1945 durante la ritirata delle truppe tedesche di Hitler dalla città. Fortunatamente, grazie alla disponibilità di un'ampia documentazione grafica e fotografica ed utilizzando i materiali originali recuperati dal letto del fiume, Ponte Pietra fu riedificato fedelmente secondo i diversi metodi costruttivi delle varie epoche. Dotato di una bellezza al contempo spettacolare ed armoniosa, in cui si fondono la classicità romana e la semplicità del romanico medievale, Ponte Pietra offre il meglio di sé durante la notte, quando quel suo originale susseguirsi di materiali e stili diversi, ma intonati, viene sapientemente illuminato, elevandolo senza alcun dubbio ad uno dei luoghi più romantici della città.